mattinata a Vittorio Veneto, durante la gara di cross della Vittoria, un ragazzino di 12 anni si è accasciato a terra per un arresto cardiaco, è in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Tragedia nel pomeriggio sulla piana di Marcesina, 57enne di Villorba colto da malore durante l'escursione con moglie e amici. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. 5 incidenti nella notte lungo le strade della Marca, il più grave a Vidor, dove un 38enne è finito con l'auto contro un muretto. Da domani attive le prenotazioni sul portale regionale per i tamponi, da giovedì invece al via nei Covid Point le nuove modalità, i prenotati fino alle 14, poi gli accessi diretti. Da domani tamponi di fine isolamento e quarantena anche in farmacia, la categoria l'annuncio del Presidente, una doccia fredda, temiamo l'assalto dei cittadini ai quali chiediamo pazienza. Al rientro dalle vacanze di Natale il 30% dei bambini delle materne del Veneto è in quarantena, la fotografia del film regionale, le prese anche con problemi di organico e il caro bollette. Scuola e DAD, sempre più difficile per le famiglie organizzarsi con i figli a casa in quarantena o in isolamento. Io ho dovuto portare i miei bimbi in negozio, ci racconta Sara, mamma e imprenditrice. Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Apriamo dunque con la cronaca, con quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Vittorio Veneto durante una gara, la gara di cross della Vittoria, una gara di atletica arrivata alla sua 37esima edizione. Un ragazzino di 12 anni si è accasciata proprio durante la gara a causa di un arresto cardiaco. Ora si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Lo sconcerto dell'amministrazione comunale di Vittorio Veneto e degli organizzatori della manifestazione sportiva. Durante la gara il bambino si è accasciato al suolo e sono intervenuti immediatamente i soccorsi, un'organizzazione tempestiva puntuale, i soccorsi veramente puntuali, e speriamo che il bambino si riprenda. Sono stati momenti drammatici. Il ragazzino 12 anni delle Fiamme Oro Padova stava correndo dopo essersi riscaldato, come hanno confermato gli organizzatori. Aveva già effettuato oltre la metà del percorso, circa 600 metri, doveva ancora percorrerne altri 400. All'improvviso si è accasciato a terra, il cuore si è fermato. Il dodicenne è stato subito portato fuori dal percorso, tutto sotto gli occhi impietriti del papà che stava guardando la gara. Il bambino non ha più ripreso conoscenza, poi è stato portato in ospedale con l'elicottero. Siamo tutti sotto shock, spiega l'organizzatore del cross della Vittoria. Sul posto sono intervenuti subito i medici ed i soccorritori. Il medico nostro di servizio l'ho lasciato 10 minuti fa, guarda, è stato fatto subito, immediatamente tutto quello che si poteva fare. Tra l'altro ho avuto anche il ringraziamento del papà che casualmente era qua, perché non sempre i genitori seguono i figli in queste gare, e il papà ci ha ringraziato come organizzazione per tutto quello che abbiamo fatto, e mi dice guarda, era una cosa che se gli succedeva magari andando al parco o andando in giro a passeggio per la città, magari trovava situazioni completamente molto più difficili. Il ragazzino è stato rianimato per oltre un'ora prima di essere trasportato con l'elicottero al Cafoncello di Treviso. La gara è stata subito sospesa ed è ripresa qualche ora dopo. Un ragazzino dei miei che l'ha visto praticamente davanti a lui accasciarsi e non ci è rimasto bene sicuramente. 2 le ambulanze che si trovavano nel percorso di gara. Oltre al personale sanitario era presente un medico. In una manciata di secondi hanno raggiunto il dodicenne, che ora si trova a Treviso in prognosi riservata. Tragedia questo pomeriggio verso le 14:15 sulla piana di Marcesina ad Enego nel Vicentino, colto da malore è morto un escursionista 57enne di Villorba, Sandro Simioni. A dare l'allarme è stata la moglie e alcuni amici che si trovavano insieme a lui lungo il sentiero che porta verso Valmarona, ad 1 chilometro dal rifugio Marcesina. Sul posto è stato inviato l'elicottero di Treviso Emergenza, atterrato a 20 metri dal gruppo, impegnato nel tentativo di rianimare il 57enne. L'equipe sanitaria e tecnico di elisoccorso sono subentrati
entrati nelle manovre proseguite per oltre 40 minuti, finché purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. La salma è stata quindi trasportata a valle dall'elicottero. Simioni era originario di Conegliano, si era trasferito a Villorba da un paio d'anni. Arriva la vicinanza, le condoglianze del sindaco di Villorba Soligo, che dice dispiace per quanto accaduto al nostro cittadino in un momento che avrebbe dovuto essere di sola serenità. Sono vicino alla famiglia in questo triste momento. Veniamo adesso alla situazione Covid. Da giovedì accessi anche con prenotazione ai Covid Point della Marca. Da domani sarà intanto possibile procedere con le prenotazioni. Come annunciato sabato dal presidente Zaia, da domani sarà attiva la nuova piattaforma regionale per la prenotazione online del tampone di fine isolamento per i cittadini che hanno certificato la positività con test effettuato nei Covid Point delle ULSS. In questa prima fase la prenotazione potrà essere fatta da chi è risultato positivo fino a 4 giorni antecedenti l'inizio delle nuove modalità. Coloro invece che sono in possesso di disposizione del Dipartimento di Prevenzione o di impegnativa del medico continueranno ad avere accesso ai punti tampone senza prenotazione in fasce orarie dedicate. Fino a mercoledì 26 gennaio gli accessi rimarranno invariati, quindi senza prenotazione. Da giovedì scattano le nuove modalità con accessi misti. Fino alle 14 di ogni giorno facciamo i prenotati e dopo le 14 facciamo le persone ovviamente che vengono libere ancora. Gli utenti prenotati potranno presentarsi al massimo 15 minuti prima dell'orario prescelto. A chi invece procede con accesso diretto, l'ingresso sarà consentito un quarto d'ora prima dell'inizio della fascia oraria di riferimento. Questo servirà ad allentare il carico di lavoro ai Covid Point. Resta però per l'ULSS la preoccupazione legata alle scuole. 2.400 le classi interessate da provvedimenti, di queste 976 in quarantena con 20.000 studenti coinvolti. E ogni giorno dobbiamo circa fare 232 classi, che sono 5.000 studenti che ogni giorno più o meno arrivano ai Covid Point. C'è poi l'altro fronte aperto, quello delle vaccinazioni. Anche ieri inoculate 8.214 dosi nella Marca, di cui 800 prime dosi e 500 nella fascia 5-11 anni, dove la copertura al momento è del 36%. E a proposito dei più piccoli, l'ULSS 2 continuerà con le giornate di accesso diretto alle vaccinazioni. Cercheremo di garantire sempre in assoluto, quindi tutto il mese di gennaio, tutto il mese di febbraio, questi Open Day. Serve uno sforzo ulteriore per i vaccini ai bambini, spiega il direttore generale, che sottolinea come anche i più piccoli possano finire in ospedale a causa del Covid. Mediamente in questi un mese e mezzo abbiamo avuto circa ogni settimana dai 6 ai 7 bambini ricoverati con Covid. Intanto, seppur lentamente, migliora la situazione negli ospedali. Oggi si registrano 9 nuovi ingressi nei nosocomi della Marca. Complessivamente sono 315 le persone ricoverate, di cui 29 in terapia intensiva, e si abbassa anche l'R con T sotto 1. Non siamo nella fase finale della curva, che immaginiamo o pensiamo possa essere verso i primi di febbraio. Intanto da domani sarà possibile effettuare in farmacia anche i tamponi non solo di fine quarantena ma anche di fine isolamento. Farmacisti però preoccupati per possibili assembramenti. Non siamo ancora pronti, dicono, i cittadini aspettino a prenotare e a venire e chiedono pazienza proprio agli utenti. Una doccia fredda per le farmacie, non ci aspettavamo un annuncio così impellente e a breve termine. Lunedì per noi sarà una giornata veramente di fuoco. L'annuncio ieri in conferenza stampa del presidente Zaia della possibilità da lunedì di effettuare gratuitamente in farmacia i tamponi non solo di fine quarantena ma anche di fine isolamento ha colto di sorpresa i farmacisti. A raccontare di un infuocato scambio di messaggi tra colleghi è il vicepresidente di Farmacie Unite Federico Conte, che mette in fila una dopo l'altra le preoccupazioni della categoria. È l'informazione alla popolazione. Delle regole certe di quello che dovranno fare per arrivare in farmacia a fare il tampone di fine isolamento e di fine quarantena. Poi abbiamo la necessità di sapere come funzionerà il portale dove inserire i dati di questi utenti. È fondamentale, spiega Conte, che i cittadini sappiano con che documentazione arrivare in farmacia, altrimenti saremo costretti a fermarci per spiegare loro cosa serve per il tampone. Rischiamo poi di interrompere il servizio farmaceutico di dispensazione dei farmaci per
assembramenti non corretti nelle nostre farmacie. Dalla categoria un appello proprio ai cittadini perché domani non prendano d'assalto le farmacie. Calma, e noi cerchiamo di non affollare le farmacie lunedì mattina, perché probabilmente non riusciremo a dare soddisfazione al servizio in questo modo. Le farmacie che sono aperte ai tamponi lunedì mattina e danno questo servizio probabilmente saranno già occupate. I farmacisti attendono dunque i chiarimenti richiesti. Attendiamo un'informativa chiara da parte delle autorità della Regione, che ci dicano cosa dobbiamo dire, come dobbiamo fare e soprattutto diano delle indicazioni chiare ai cittadini. Io spero che tra oggi e domani possa esserci una circolare, un'indicazione chiara da parte della Regione. Noi su questo poi ci organizzeremo e daremo delle indicazioni. Classi in quarantena, carenza d'organico, caro bollette, sono i tanti fronti aperti che in questo inizio 2022 le scuole materne del Veneto si trovano ad affrontare. Noi abbiamo circa il 30% di bambini, il 30% dei bambini totali, 0-6 anni d'età, in quarantena. Su 1000 scuole della FISM con 2500 sezioni il 30% è fermo, il più delle volte con un solo caso di positività, ma che alla materna è sufficiente per mandare in quarantena tutta la classe. Questa è la fotografia che la FISM del Veneto ha scattato pochi giorni fa nelle scuole dell'infanzia al rientro dalle vacanze di Natale. Una situazione simile anche tra le insegnanti. Noi abbiamo 1,5 punti percentuali in più. Eravamo a circa il 4%, adesso siamo al 5,5% di insegnanti positivi rispetto al periodo precedente. Questo aggiunto ad una cronica carenza d'organico crea la tempesta perfetta che necessita di misure d'urgenza. Andando in deroga rispetto ai titoli, quindi in cattedra utilizziamo anche personale che non ha titoli, appunto perché la situazione è eccezionale. Noi abbiamo anche delle studentesse al quarto, quinto anno di scienza della formazione primaria. Una situazione che si trascina ormai da 2 anni e che sta avendo ripercussioni su famiglie e bambini. Abbiamo notato ovviamente le famiglie, soprattutto alla ripresa qui dal 10 di gennaio in avanti, famiglie anche molto stressate. Si nota la poca pazienza rispetto a prima, che hanno anche nei confronti dei figli quando li accompagnano. Tutto questo poi a valle arriva ai bambini. E i bambini si vedono, i bambini da settembre, quindi 2021, con il nuovo anno scolastico, il nuovo anno educativo, diversi rispetto a prima. Ma ci sono anche altri tipi di conseguenze che stanno venendo a galla, soprattutto tra i più piccoli. Abbiamo riscontrato dopo 2 anni un deficit di linguaggio nei bambini degli asili nido. La mascherina dell'educatrice non permette di vedere le labbra. Come se queste difficoltà non bastassero, ora sulle scuole si abbatte come una mannaia il caro energia con rincari tra il 50 e il 60% per gli istituti. Una media di 10-12 mila euro l'anno a scuola per quanto riguarda appunto le utenze. Avere un'impennata di 5-6 mila euro in più l'anno è evidente che tutto questo incide molto. Questo, spiega Cecchina, avrà un peso importante nella trattativa con i sindacati per il rinnovo del contratto nazionale, anche, aggiunge, in termini economici. E tutto questo si lega anche a una dinamica inflattiva che vede ovviamente erose le capacità dei salari, le capacità appunto d'acquisto dei salari, quindi delle famiglie e delle persone che lavorano all'interno delle nostre scuole. E a proposito di contagi in classe e DAD, sempre più difficile per le famiglie organizzarsi con i figli a casa in quarantena o in isolamento. Sentiamo la storia di una mamma imprenditrice che ci dice: ho dovuto portare i miei bimbi in DAD nel mio negozio. La situazione delle classi in quarantena non sta migliorando, tantissimi gli studenti e gli alunni costretti a seguire le lezioni in DAD, una condizione che continua a mettere in grande difficoltà le famiglie, soprattutto le mamme lavoratrici. Ne sa qualcosa Sara Durante, che ha 2 bimbi piccoli ed è titolare di un negozio di bomboniere. Per fortuna i miei figli non erano in isolamento fiduciario, quindi dovevo solamente gestire la DAD, perché nel caso in cui tu abbia anche i figli in isolamento fiduciario non puoi proprio muoverti da casa, perché almeno per la mia esperienza, sono 2 bambini della scuola primaria, non sono in grado di fare da soli un collegamento, di supportarlo, perché succede che poi cade la connessione, non si sente bene, a volte ci sono dei disturbi nella linea, quindi è veramente impensabile sperare che loro possano cavarsela da soli a quell'età. Sara ha quindi dovuto prendere una decisione. Ho potuto portarli al lavoro, collegare 2 strumenti, quindi lo strumento di casa
portato, e un altro strumento che avevo in negozio a disposizione dell'altro figlio, perché 2 classi diverse, 2 orari di DAD diversi, e cercare anche di lavorare tenendo il negozio aperto. Quindi ringrazio i miei clienti che sono stati comprensivi sotto questo aspetto, perché quando uno a un certo punto ti chiama e ti dice mamma non vedo più la maestra, oppure è caduta la connessione, tu devi cercare di fare un po' la mamma a quel punto. Prima penso ai miei figli, ci confida, poi al lavoro. Purtroppo però ci sono anche lavoratrici che sono dovute rimanere a casa e costrette a chiudere dei negozi o sospendere la propria attività. È brutto dover fare una scelta del genere, però la capisco, perché a un certo punto o fai una cosa e tra le due è chiaro che seguire i figli è la cosa più importante, per cui sei costretto a sacrificare la tua attività, però comunque i costi da sostenere non cambiano in ogni caso, insomma, le tasse, gli affitti comunque ci sono comunque. Abbiamo bisogno di aiuti e di sostegni, spiega Sara. So che la Presidente, la signora Cremona, sentirà presso la Regione anche eventualmente se c'è la possibilità di pensare dei format, come dicevo, oppure anche dei fondi a sostegno di queste situazioni. Personalmente penso che potrebbe essere un'idea da valutare o un sostegno dal punto di vista proprio di fondi, quindi a livello economico, o anche a livello organizzativo come servizio. Cioè, se ci sono delle persone, delle donne in particolare che hanno queste situazioni, cercare o attraverso le scuole o attraverso le province, adesso è da capire come poter fare, perché so che il problema non è semplice da gestire, però magari affiancare delle persone che possono aiutare magari i figli in quel momento. Raffica di incidenti la scorsa notte lungo le strade della Marca. A Vidoro un 38enne finisce contro un muretto, è gravissimo, in ospedale. 5 incidenti in poche ore è il pesantissimo bilancio di questo sabato notte sulle strade della Marca. Il più grave intorno alla mezzanotte in via Curti a Vidor. Un'auto è uscita autonomamente di strada per cause ancora da chiarire ed è finita contro un muretto. Violentissimo l'impatto. Quando su e i vigili del fuoco arrivano sul posto, il conducente, un 38enne di origini marocchine, era fuori dal mezzo, probabilmente sbalzato al momento dell'urto. Soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Treviso in gravissime condizioni. Poco più tardi in via Baracca di Strana, altra fuoriuscita autonoma di un'auto, ferito in modo non grave un 25enne senegalese soccorso dal 118. Ieri invece intorno alle 13:30 a rimanere ferito era stato un 18enne che alla guida della sua auto nel percorrere una rotonda a Ponte di Piave era stato urtato per cause ancora al vaglio dei carabinieri da un altro mezzo. Il veicolo del ragazzo era finito fuori strada ribaltandosi, ma l'altro automobilista anziché fermarsi si era allontanato. Immediate erano scattate le indagini dei carabinieri che anche grazie alle telecamere collocate in zona sono riusciti in poche ore a risalire ad un 55enne trevigiano nei confronti del quale scatterà una segnalazione all'autorità giudiziaria per fuga in caso di incidente con danni alle persone e omissione di soccorso. Fortunatamente nel sinistro il 18enne non aveva riportato ferite gravi. E a proposito di auto, ma anche incidenti, arriva il bilancio della polizia stradale, della polizia locale, scusatemi, di Spresiano, che ha rilevato un aumento di veicoli privi di assicurazione e un trend in aumento in questo inizio 2022. Automobilisti fermati perché trovati alla guida di vetture prive di assicurazione, un fenomeno che ha registrato un'impennata lo scorso anno e che conferma il trend in aumento anche nei primi giorni del 2022. Nel 2021 ne abbiamo sanzionati 17, però ho fatto un focus anche sull'anno appena partito, in 20 giorni, considerati alcuni giorni poi che ci sono state le festività, abbiamo già sanzionato 11 conducenti per mancanza di assicurazione, per cui questo è proprio un dato, diciamo, molto importante e significativo, perché circolare senza la copertura assicurativa è proprio un problema molto grande. Svariate le giustificazioni degli automobilisti quando vengono pizzicati dalla polizia locale. Abbiamo notato anche che soprattutto queste di quest'ultimo anno 2022, alcuni conducenti hanno chiamato in diretta la compagnia, la quale ha detto mando subito sulla mail la copertura, lei mi ero dimenticato di trasmetterla, lei è assicurato già da oggi. E chiaramente noi diciamo no, guardi che l'assicurazione comunque anche se la fa seduta stante parte alle 24 della giornata. Fra le sanzioni relative al codice della strada emerge anche il dato relativo alla revisione, 53 le violazioni, ben 46 già nel 2022. Non solo, bloccato dalla polizia anche un automobilista senza né patente né assicurazione.
Si era messo alla guida di un veicolo scoperto di assicurazione, però non aveva nemmeno mai conseguito la patente e pertanto anche lì c'è stata una sanzione abbastanza importante e in più il sequestro del mezzo. 11 gli incidenti stradali rilevati rispetto ai 3 dell'anno precedente, 1555 i verbali per passaggio con semaforo rosso. Non solo, ma la polizia locale è impegnata anche nei controlli delle norme anti-Covid. 500 i controlli effettuati. Abbiamo fatto un'unica sanzione per mancato possesso del Green Pass da parte di una persona che effettuava una consumazione al tavolo all'interno del locale del pubblico esercizio. Siamo alla politica con le elezioni del Presidente della Repubblica, si inizia domani pomeriggio, ma per il politologo Paolo Feltrin si deciderà tutto a partire dalla quarta votazione in poi. Domani alle 15 nell'aula della Camera dei Deputati prenderanno il via le votazioni per eleggere il 13° Presidente della Repubblica. Si arriverà all'appuntamento senza un nome ufficiale, ma queste sono ore concitate di trattative tra i partiti dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi. Una situazione di incertezza, ma solo apparente per il politologo Paolo Feltrin, che indica i punti fermi dai quali si partirà. Centrodestra e Berlusconi hanno ritirato la candidatura di Berlusconi e in qualche maniera hanno ammesso che, pur essendo il gruppo più forte in Parlamento, non sono la maggioranza. Il secondo punto, l'idea che è nettamente più spostato a destra di tutti gli altri parlamenti che hanno eletto il Presidente della Repubblica e che quindi bisogna fare i conti con il centrodestra. Terzo punto, che il primo gruppo in Parlamento, cioè i 5 Stelle, non sono più un gruppo unitario in Parlamento. Altrettanto delineato lo scenario dei prossimi giorni. Ormai è chiaro che alle prime 3 elezioni, a meno di novità improvvise, non ci sarà nessun candidato ufficiale. Al momento per Feltrin la figura di Mario Draghi resta l'extrema ratio. Estrema ratio perché pone immediatamente il problema a chi mettere a Palazzo Chigi. A questa seconda è più facile rispondere alla prima domanda chi mettere alla Presidenza della Repubblica che rispondere alla seconda. E allora tutto si deciderà a partire dalla quarta votazione con un'idea, spiega Feltrin, che sta avanzando. L'idea è di trovare un candidato tendenzialmente di area centrodestra potabile per il centrosinistra e i 5 Stelle. Non può essere come nelle precedenti elezioni del Presidente della Repubblica un nome troppo targato di centrosinistra. Quindi non può essere né uno come Napolitano né uno come Mattarella, proprio perché il centrosinistra non ha più i numeri di 7 anni fa. A me pare abbastanza instradata la linea di ricerca del nuovo Presidente della Repubblica. Firmato il decreto di assegnazione delle deleghe ai consiglieri provinciali. Formalmente ho attribuito le deleghe, ogni consigliere mi seguirà e mi aiuterà nello specifico come da lista che avete sentito e si parte. Il presidente Stefano Marcon ha firmato il decreto di assegnazione delle deleghe ai consiglieri provinciali. Tra le deleghe attribuite vi sono quelle di Martina Bertelle con la carica di vicepresidente, Roberto Borsato per l'edilizia e programmazione scolastica, Roberto Fava per il turismo, sicurezza stradale e cultura, Claudio Sartor per la viabilità e rimane Marianella Tormena per l'ambiente e le attività produttive. Abbiamo l'appoggio della lista Avanti Treviso, Fabio Chies, Fabio Maggio e Loredana Crosato, quindi un consiglio provinciale che conterà 13 consiglieri su 16 a sostegno del presidente. Tra gli impegni, i consiglieri provinciali si concentreranno sulle sfide del PNRR per quel che concerne la provincia, per il mondo della scuola con 600 milioni di euro da investire e la concentrazione di risorse per la riqualificazione dei parchi storici, tra cui Villa Franchetti e il Parco di Sant'Artemio. Ci sono tanti nodi da sciogliere all'interno della provincia di Treviso, alcuni li devo ancora conoscere perché appunto io arrivo da un certo tipo di territorio, ma ovviamente il mio compito sarà anche quello di occuparmi di territori che magari conosco poco. Siamo a servizio dei temi per la provincia, valuteremo volta per volta come dare il nostro contributo alla Giunta Marcon, che riteniamo possa fare un gran lavoro insieme a tutti noi per la provincia di Treviso. Saldi cominciati ormai da oltre 2 settimane, siamo andati a vedere come stanno andando le vendite.
Voi avete approfittato dei saldi, ne state approfittando visto che vanno ancora avanti? Ma sì, per adesso abbiamo approfittato dei saldi, anche della bella giornata per fare un bel giro. Bene. Cosa avete comprato? Un paio di camicie qua, dei vestiti per i bambini. Una Treviso presa d'assalto dalle persone che hanno approfittato del bel tempo per farsi un giro fra negozi e, perché no, addocchiare qualcosa da comprare in saldo. Cosa avete comprato? Abbiamo comprato una maglia e delle mutande. Ne approfittate sempre dei saldi o pensate che ci siano prodotti interessanti? Sì, no, cerco. Quando è possibile. Acquistare prodotti a prezzo scontato sarà di sicuro un affare, ma bisogna sempre andarci con i piedi di piombo. Riesci a trovare le taglie anche, perché spesso c'è un problema anche di quello. Allora, nel mio caso a volte non è facile perché ho una taglia molto piccola, quindi a volte faccio fatica e se non si trova subito poi è un po' complicato, ecco, quello sì. Lei ha approfittato dei saldi, ne sta approfittando? In questo momento no. Come mai? Non mi serve niente. Quindi preferisce magari riutilizzare quello che ha già? Esatto, infatti abbiamo già gli armadi pieni, quindi... Saldi partiti con sconti del 20 e 30% sui capi della collezione passata, fino a raggiungere un massimo del 70 e 80%. Conoscere la psicologia del consumatore può sicuramente aiutare i commercianti. Siamo vicini a un semi-lockdown o una zona arancione, insomma. Lo spirito magari è quello di fare un giro in centro, i tempi sono quelli che sono, insomma, non si può pretendere tanto di più. Qual è la tipologia di cliente che accede al negozio? Il cliente è il cliente che magari ha già guardato online quello che era disponibile, controlla i prezzi e poi si fa vedere il negozio e cerca di provare o di trovare ancora il numero. È un cliente molto attento, ecco, quello sicuramente. Dobbiamo vivere in questo periodo cercando di fare gli imprenditori, cioè cercando di trovare tutti quegli meccanismi che ti aiutano a superare questo momento. Secondo me ci vuole tanto altruismo e su questo ognuno di noi deve fare qualcosa nel proprio singolo, da imprenditore, da privato cittadino. I ragazzi trevigiani guardano oltre la pandemia e sognano l'Europa. Presto si apriranno le selezioni per il programma Erasmus+. Conoscere meglio la lingua e interfacciarsi con un mondo nuovo. Bisogna essere ottimisti e comunque andare oltre, andare avanti e scoprire nuovi orizzonti, nuovi popoli, perché abbiamo perso quelle che erano i rapporti umani tra le persone ed è importante riconciliarli. Imparare il diverso, aprirsi, avere una mente aperta sarà anche comunque la chiave per il nostro futuro. Sofia, Nicola e Arianna guardano oltre la pandemia e sognano l'Europa più vicina grazie al programma Erasmus+, dedicato alla mobilità studentesca per svolgere tirocini in azienda in diversi paesi europei, Francia, Germania, Irlanda, Malta, quelli individuati, ad aggiudicarsi posti finanziati dalla Commissione europea diverse scuole venete come l'ITIS Max Planck di Treviso, l'Einaudi Scarpa di Montebelluna e il turistico Algarotti di Venezia. La presentazione del percorso al Sant'Artemio, 90 i posti a disposizione. Faremo una selezione. Nella selezione è prevista, per esempio, una selezione anche per i ragazzi che già conoscono alcune lingue, per esempio il francese oppure il tedesco, in quanto riteniamo comunque opportuno che lavorando in un'azienda la conoscenza anche della lingua dello Stato stesso possa essere comunque un vantaggio. I ragazzi saranno seguiti da un tutor anche all'interno delle aziende dove potranno sviluppare competenze specifiche e tecniche, un'esperienza a 360 gradi e i ragazzi trevigiani dell'Europa hanno le idee chiare. È una possibilità enorme sia dal punto di vista linguistico, dal punto di vista delle esperienze e è una grandissima opportunità per metterci in gioco e per capire appieno come funziona il mondo. Sono intenzionato a partecipare e se possibile anche prendere parte alle attività di esperienza all'estero per espandere i miei orizzonti sia professionali che culturali. Una notizia di sport, Daniele Santarelli è nuovo CT della Nazionale della Serbia, campione del mondo di pallavolo femminile 2022. Di Santarelli è iniziato con la vittoria della Coppa Italia con l'Imoco Conegliano e subito dopo con la firma su un triennale con doppio incarico che lo fa diventare il primo allenatore straniero sulla panchina della Nazionale serba dopo 19 anni di monopolio di Zoran Terzic. Con la Serbia ho alzato la mia asticella, ora posso battere l'Italia, poi un giorno sogno di allenarla, ammette il coach
coach di Conegliano. Desideravo tanto un'esperienza con una nazionale di alto livello, in manifestazioni di alto livello come una possibile Olimpiadi o i mondiali. La Serbia per me è la nazionale giusta al momento giusto e spero di esserlo anch'io per loro. Apriamo adesso la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. In primo piano la cronaca, perché è di 3 feriti il bilancio di 2 incidenti accaduti nella notte a Ponte nelle Alpi e a Auronzo di Cadore. Notte di lavoro per vigili del fuoco e sanitari del SUEM impegnati in 2 gravi incidenti a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Il primo a qualche minuto dallo scoccare della mezzanotte lungo la statale 51 a Ponte nelle Alpi, in località Cima Ipra. Un'auto, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, è uscita di strada ribaltandosi. Tra le lamiere contorte il giovane conducente. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco che, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, sono riusciti a liberare l'automobilista, poi soccorso dai sanitari del SUEM e trasportato in ospedale in gravi condizioni. Un'ora e mezzo più tardi, invece, ad Auronzo di Cadore sono 2 le persone rimaste ferite in uno scontro frontale tra 2 auto lungo la strada che porta verso l'ospedale. Vigili del fuoco al lavoro per soccorrere gli automobilisti, presi poi in cura dal 118. È l'azzurra Elena Curtoni a vincere il Super G di Cortina d'Ampezzo. Per la velocista valtellinese di 30 anni è il secondo successo in carriera dopo la vittoria nella discesa di Bansko del 2020, coronamento di una stagione che l'ha già vista sul podio 2 volte, sempre in Super G a St. Moritz e in Val d'Isère. Per l'Italia, con sole pista perfetta, c'è poi il 4° posto di Federica Brignone. Con questa notizia termina la nostra edizione del telegiornale, vi lascio le previsioni meteo. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia ancora la presenza dell'alta pressione, dunque il tempo si manterrà buono. Vediamo il dettaglio di lunedì 24 gennaio. Sul Veneto nelle ore più fredde sarà possibile qualche nebbia, specie sulle zone di pianura. Localmente potrà persistere un po' per tutto l'arco della giornata. Altrove splenderà il sole con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature sostanzialmente stazionarie con qualche variazione di carattere locale, minime tra -4 e 1 grado, massime invece tra i 4 e i 7 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui splenderà il sole, non sono previste piogge, il cielo si presenterà sereno e limpido. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sui 6-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, nessuna novità di rilievo, insomma, il cielo sarà sgombro da nubi ovunque. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sugli 8-9 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP.